Abbiamo acceso la terza lampada del nostro cammino d'avvento e come vedete è una lampada speciale perché è una lampada colorata. Infatti, questa terza domenica del tempo di avvento ci parla del tema della gioia. E allora mi sono chiesto in questi giorni, ma che cosa significa gioia per me? Che cos'è la gioia? A noi viene più semplice dire sono contento, mi piace una cosa, sono contento di un bel voto che ho preso, sono contento di una cena con gli amici, di una serata in compagnia, ma la gioia è la stessa cosa della contentezza. Se guardo le letture che la liturgia di questa domenica ci presenta, mi pare proprio di no, perché mentre la contentezza è la bellezza, la felicità per un momento, invece la gioia è un sentimento che permane, che dura dentro al cuore. Potremmo dire che la gioia è uno stile di vita. Forse molti di voi conoscono qualche persona che ha sempre il sorriso sul volto, oppure qualcuno che nonostante qualche difficoltà che incontra, tuttavia riesce ad andare avanti con serenità, con tranquillità. Mi pare che la gioia di cui ci parla la parola di Dio sia un po' questo, sia quell'atteggiamento interiore, quello stile di vita che dice serenità di fondo. Quella serenità che però non viene da noi, perché noi siamo capaci di darci appunto contentezza, ma non la vera gioia, non la letizia del cuore. Quella viene solo dal considerare che abbiamo un Dio che si fa nostro fratello, abbiamo un Dio che viene ad abitare in mezzo a noi. Ma la gioia viene anche dal vivere quello che Gesù ci ha insegnato. Mi pare allora che i progetti che stiamo portando avanti nella nostra scuola in questo tempo di avvento, la raccolta dei pannolini per i bambini di famiglie disagiate e il progetto Prima le mamme e i bambini del QAM, siano due modalità molto concrete per trovare gioia, per crescere nella gioia. Perché quando tu ti doni agli altri, quando tu fai del bene agli altri, allora dentro senti quella serenità del cuore che ti porta il sorriso sul volto. Cari ragazzi, la terza candela dell'avvento è accesa. È una candela variopinta, colorata, come vorrei fossero queste giornate che ci preparano direttamente al Natale. In questi giorni arriverà nelle vostre classi anche una locandina con i prossimi appuntamenti che permetteranno anche alla nostra scuola di vivere meglio il Natale. In modo particolare proprio il ricordo dei due progetti e anche una scadenza per la raccolta delle offerte che poi saranno destinate al QAM e l'appuntamento delle confessioni che vivremo a partire da lunedì prossimo, lunedì, martedì e mercoledì. Occasioni importanti per liberare il cuore da tutto ciò che ostacola la gioia vera. E poi l'incontro che faremo anche davanti al presepe per porre il bambinello nella culla e augurarci un buon Natale l'ultimo giorno di scuola, venerdì 23. Di fronte allora a tutto questo, non posso che augurarvi una settimana di gioia e per questo insieme preghiamo anche con le parole che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Dimenticavo, nei prossimi giorni anche la nostra scuola si decorerà con i festoni e le luci natalizie, ma il cuore di tutto resta il presepe che è stato preparato nel giardino. Ogni tanto passateci davanti e con uno sguardo o un pensiero preparatevi davvero bene a questo Natale. Buona settimana a tutti. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.